Francesco Iori nel suo libro ovviamente non si occupa solo dell'ascesa della Serenissima, ma anche del suo declino sino alla caduta e del logorio della classe dirigente, un'espressione che ci sembra impensabile ai tempi nostri, ma è quanto accaduto. Sì, in realtà la tesi ricorrente è che Venezia sia caduta per complotti, per nemici esterni. La verità è che Venezia è implosa. La decadenza inizia da molto prima del fatidico 1797. Il Settecento è costellato da relazioni di ambasciatori, da analisi anche di leader veneziani molto impietose che riporto testualmente nel libro, e denunciate con quella satira graffiante dialettale che aveva Giorgio Baffo, grande poeta, ed è testimoniata anche dal fatto che mentre il patriziato veneziano fino ad allora era un nucleo chiuso a cui non si poteva accedere, da quel momento in avanti il titolo viene messo in vendita per portare soldi nelle casse dello Stato. D'altra parte è anche comprensibile che dopo quasi 1000 anni qualsiasi organismo entri in una fase di decadenza e crolli su se stesso.